Prima pedinata, poi inseguita, riesce a sfuggire ad un malintenzionato chiudendosi in auto. Paura per una donna in centro a Treviso. Non denuncio perché ho paura di vendette. Inseguimento con carambola nel primo pomeriggio di oggi in via Santa Bonanuova, Treviso, nei pressi di via Bindoni. Si ipotizza che alla guida dell'auto vi fosse una nomade. Operazione della polizia postale, 34enne trevigiano arrestato, tra PC e telefono trovate 1 migliaio di foto e video pedopornografici. Identificati gli ultras del Treviso Calcio che si trovavano dove è avvenuto il pestaggio di 2 marocchini, ma la loro versione dell'accaduto è completamente diversa. Rubato il modellino di una Vespa, posato sulla tomba di un 18enne di Valdobbiadene morto in un incidente stradale. La mamma del giovane lancia un accorato appello. Deve restituire i soldi delle spese. Ospedaliere anziana di Borso del Grappa cade nel tranello di un truffatore, derubata di 1.800 euro. Viaggio nella memoria della Grande Guerra. Oggi conosciamo Marcello che dopo quasi un secolo continua a rinvenire reperti bellici sotto casa, come quando da bambino giocava tra le bombe. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano la vicenda di una donna inseguita da un giovane in centro a Treviso, donna che poi ha deciso di non rivolgersi alle forze dell'ordine per paura, ma sentiamo cos'è accaduto nel primo servizio. Questa donna è stata inseguita, ha sentito dei passi dietro a sé, sempre più frequenti, come di una persona che cominciasse a correre, e quindi anche lei si è data a correre, ha perso degli oggetti, il cellulare, mentre cercava di raggiungere la macchina, che fortunatamente ha raggiunto, e questa persona che la seguiva era una persona di colore che le ha tempestato la portiera di pugni. Lei è riuscita per fortuna a avviare la macchina e darsi alla fuga. L'inquietante episodio raccontato dall'avvocato Letizia Ortica è avvenuto una sera in centro a Treviso. La donna, protagonista di questi minuti da incubo, nonostante lo shock subito, ha deciso di non denunciare l'accaduto per paura di possibili ritorsioni. La persona invece che l'ha inseguita la conosce benissimo, mentre l'aggredita, diciamo, non conosce l'aggressore e non potrebbe neanche identificarlo, mentre probabilmente l'aggressore sì. Aveva invece deciso di denunciare quanto le era accaduto. Una 50enne trevigiana in settembre è rimasta in balia nella sua auto per mezz'ora di un ragazzo di colore con problemi psichici. Una vicenda che l'aveva segnata, ma che aveva comunque deciso di rendere noto anche attraverso i nostri microfoni. Poco tempo dopo per la donna è iniziata un'altra odissea. È infatti rimasta vittima di alcuni atti vandalici ai danni della sua auto. È successo subito dopo all'evento e in un luogo in cui più o meno abita la persona di cui si tratta, ecco, e quindi poteva anche pensare che fosse ricondotto anche ad una ritorsione, quindi questo non possiamo dirlo di sicuro, ma certamente la persona non è più così serena come lo era prima. Cittadini che rischiano di diventare in qualche modo vittime 2 volte, e così non sono rari i casi in cui di fronte ad un reato si decida di non denunciare. Io non è che approvi che non sia stata fatta una denuncia, però posso comprendere lo stato d'animo della persona, per cui molti non denunciano. Inseguimento con carambola nel primissimo pomeriggio di oggi in via Santa Bonanuova a Treviso, nei pressi di via Bindoni. Si ipotizza che alla guida della vettura vi fosse una nomade. Sentiamo. Via Santa Bona, ore 14, posto di controllo dei carabinieri. Sta sopraggiungendo una Renault Clio. I militari intimano lo stop, ma l'auto non si ferma e fugge. I carabinieri si mettono all'inseguimento. Pochi metri dopo l'altezza di via Bindoni, la conducente dell'auto perde il controllo e si ribalta in mezzo alla carreggiata. Così la trovano i carabinieri, ma della donna che era stata vista al volante nessuna traccia. La vettura risulta intestata ad un nomade residente a Mestre e non risultano denunce di furto. A terra nessuna macchia di sangue ad indicare che la
la conducente sia rimasta ferita nella carambola, si ipotizza sia uscita dal finestrino e sia scappata a piedi. Sul posto anche la polizia locale, al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di videosorveglianza che inquadrano proprio quella zona, una delle aree calde della città di Treviso, per la presenza proprio in via Bindoni di alcune famiglie rom e sinti, più volte al centro di episodi di cronaca. Le indagini sono volte a capire chi fosse la donna alla guida dell'auto e perché non si sia fermata all'alta dei militari. 1000 foto e video pedopornografici scambiati sulla rete, arrestato 34enne trevigiano. Oltre 1 migliaio di video e foto pornografiche che ritraevano minorenni in atteggiamenti inequivocabili. Con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico è stato arrestato dalla polizia postale un 34enne trevigiano residente in un comune dell'Interland. L'indagine, coordinata dalla Procura di Venezia, è partita dalla segnalazione del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia relativa allo scambio di foto e video porno con protagonisti minorenni tra alcuni utenti su una nota piattaforma internet. Alcuni di questi utenti erano italiani, di cui sono scattati gli accertamenti che, sviluppando le tracce informatiche e ricostruendo le interazioni tra i vari account, alla fine sono approdati nella Marca, a casa di un insospettabile 34enne. La perquisizione dell'abitazione dell'uomo ha portato alla scoperta dell'ingente quantitativo di immagini e video pornografici, oltre 1000. Proprio la grande quantità di materiale sequestrato ha fatto scattare l'arresto. L'importante risultato investigativo raggiunto dagli inquirenti veneziani, commenta la questura di Treviso, dimostra ancora una volta come le chat abbinate alle piattaforme social, garantendo interazioni esclusive e private tra utenti, siano molto spesso utilizzate per condividere contenuti illegali come quelli pedopornografici. Ed ancora cronaca, questa volta dal mondo della scuola, con la vicenda di Castelfranco ed un 13enne sorpreso in classe mentre guardava un video hard con il telefonino. Sentiamo. Castelfranco, scuola media, qualche giorno fa, 2 ragazzini in classe si esibiscono mentre una loro compagna li riprende e posta tutto in rete. E questo durante la lezione. Stesso periodo un 13enne viene sorpreso dal professore mentre sotto banco guarda sul telefonino un video porno. A Feltre una docente chiama i carabinieri perché non riesce più a tenere la sua classe di 16enni. In tutti i casi gli alunni sono stati sospesi e al 13enne inoltre sarebbe stato aggiunto l'obbligo di pulire per 2 giornate i bagni della scuola. Tutti i segnali di un mondo in evidente difficoltà. Direi che in ogni caso stiamo un po' allontanandoci dal buon senso. Per uscirne bisogna tener conto del ragazzo e trovare la cosa che gli è più utile per capire l'errore. Giudizio diverso da chi studia la società. Non so se pulire i bagni siano veramente una punizione. C'è oggi la tendenza alle punizioni cosiddette sociali, però credo che la punizione abbia una valenza, dovrebbe avere una valenza un po' diversa. È sull'educazione all'uso dell'immagine che secondo Filippi c'è ancora tanto da lavorare. A monte del telefonino o della tecnologia c'è il rapporto con il proprio corpo, il proprio sesso e l'altro corpo e l'altro sesso. Su questo occorre, come dire, molto rispetto. Chi non viene assolto per il sociologo è la docente che ha chiamato i carabinieri. Ha perso chiaramente la scuola e mi permetto di dire ha perso anche la docente, perché appunto chiamare un esterno, perché i carabinieri sono completamente esterni, non sono agenti educativi in senso stretto, e significa che è una scuola che militarizza se stessa. Leggermente diversa è la posizione di Antonio Carparin. Bisogna prima tentare di risolvere tutto internamente, ci sono delle possibilità e delle strade da percorrere sia didatticamente che disciplinarmente. Dopo, come ultima ratio, si chiama anche magari il preside e si vede di fare un lavoro di recupero in questo senso sulla disciplina. E in questo caso chi ha perso? L'insegnante, la classe, la scuola? E tutti? Identificati dalle forze dell'ordine gli ultras del Treviso Calcio che mercoledì si trovavano a Vittorio Veneto in via Buonarroti, dove è avvenuta l'aggressione di 2 marocchini. Alcuni tifosi si sono rivolti ad un legale fornendo una versione dell'accaduto completamente diversa rispetto a quella fornita dai 2 stranieri. Sentiamo. Una roba incredibile, veramente sono animali, non sono gente queste qua. Dentro là, calci, pugni, tutto quanto.
tutto quanto. Non abbiamo fatto niente a loro, niente. I marocchini aggrediti a Vittorio Veneto da un gruppo di ultras del Treviso dopo la partita di mercoledì scorso non riescono ancora a capacitarsi delle ragioni di tanta brutalità, se non l'aggressione a sfondo razziale. Nel frattempo i tifosi, che sono stati identificati dagli agenti della Digos e dai carabinieri, si sono rivolti ad un legale. Io ne ho sentiti una decina, non so quanti siano stati identificati da parte delle forze dell'ordine, ma il fatto di essere stati identificati chiaramente non significa necessariamente indagati. Sono stati identificati evidentemente per la presenza in loco. I 10 ultras hanno fornito all'avvocato la propria versione dell'accaduto. Non c'è stata nessuna autonoma aggressione, anzi sembrerebbe che a fronte di un tentativo da parte dei residenti del palazzo di venire alle mani con i ragazzi degli ultras, loro si sono sostanzialmente difesi. Una versione dunque completamente diversa rispetto a quella fornita dai 2 stranieri, che hanno raccontato di essere stati picchiati senza ragione sotto gli occhi atterriti della figlia 13enne di uno dei 2. L'altro, un vicino di casa, era sceso proprio per aiutare il connazionale. Al momento i marocchini, in Italia da molti anni e ben integrati, non hanno ancora sporto denuncia perché, ci hanno detto ieri, hanno paura e vogliono vivere tranquilli, quindi sarà da vedere come procederanno le indagini. Se sarà un fascicolo penale presso la procura, noi cercheremo di portare il nostro contributo con le persone che si sono dichiarate disposte a raccontare l'episodio. Rubato il modellino di una Vespa posato sulla tomba di un 18enne di Valdobbiadene morto l'anno scorso in un incidente stradale. La mamma del giovane lancia un accorato appello. Sentiamo. È il significato, il simbolo che ha questa piccola miniatura di una vespetta rossa come quella che aveva Sebastiano, che è stata appoggiata lì dai suoi amici in ricordo della passione che aveva lui per la sua motorella. L'appello struggente è quello di una mamma costretta ad affrontare il dolore più grande, quello della perdita di un figlio. È Rosa Ceriani, la mamma di Sebastiano Bortolini, il 18enne di Valdobbiadene, morto nel febbraio dell'anno scorso in un incidente stradale. Ora riposa nel cimitero di Bigolino. Sulla sua tomba gli amici avevano deposto il modellino di una Vespa che tanto piaceva a Sebastiano. Ebbene, quel modellino è sparito. Un gesto che riapre una ferita mai chiusa. Mamma Rosa chiede la restituzione di quell'oggetto senza astio, con estrema delicatezza e garbo, nella speranza che chi l'ha presa sia magari un bimbo attirato dalla piccola motocicletta rossa, una vespetta dal valore minimo economico, ma dall'enorme valore affettivo, visto che a posarla su una tomba sono stati gli amici di Sebastiano. I ragazzi, quando subiscono una perdita, io come mamma è stata una cosa devastante, ma i ragazzi devono trovare un modo per reagire e questo piccolo oggetto è stato il loro modo di superare questo momento di difficoltà. Loro vanno a trovare Sebastiano spesso, perché io so che vanno in cimitero, trovo fiori, trovo letterine, trovo oggetti fatti da loro. È una cosa che mi ha colpito, che mi ferisce tantissimo. Anche il Vespa Club Italia si è mobilitato, in molti si sono indignati per questo gesto e sperano che l'accorato appello di questa mamma coraggio venga ascoltato. Ennesima truffa ai danni di anziani, vittima stavolta una donna di 90 anni di Borso del Grappa. Ieri intorno alle 15 alla porta di casa ha suonato una ragazza che con la scusa di restituire e rifondere denaro per spese ospedaliere è riuscita ad entrare nell'abitazione. Mentre l'anziana cercava in casa ricette mediche, prescrizioni, la sconosciuta ha frugato nei cassetti trovando 1.800 euro in contanti oltre a gioielli. Con il bottino in tasca la truffatrice si è allontanata a piedi. Resasi conto dell'accaduto, l'anziana sporto denuncia ai carabinieri di Crespano del Grappa. Il futuro di Fondazione Cassamarca dopo la notizia che il bilancio 2017 è da rifare. Il candidato sindaco del centrodestra Conte promette: in caso di vittoria come prima cosa incontrerò i vertici perché vogliamo che i progetti di Fondazione continuino e crescano. Sentiamo.
È un momento tutt'altro che sereno per Fondazione Cassamarca. Ieri, alla fine di un difficile consiglio di indirizzo, 2 i punti emersi. Il consuntivo 2017 andrà rifatto, come bisognerà rivedere anche il piano triennale di risanamento 2018-2020. All'orizzonte il rischio di perdite che possano avvicinarsi ai livelli del 2016, anche se al momento sono solo stime che andranno confermate dal CDA, che tra 2 settimane dovrà rivedere il bilancio per poi sottoporlo all'approvazione del consiglio di indirizzo. Futuro di Cassamarca che rientra tra le priorità del candidato del centrodestra Mario Conte, che mette tra i primi punti in agenda in caso di vittoria proprio un incontro con i vertici della Fondazione. Fin dal primo giorno che ci insedieremo a Cassugana è quello di aprire un dialogo con i vertici di Fondazione. Lo stiamo già facendo perché ci sono dei temi importanti e fondamentali per la nostra città, quali l'università e anche il teatro comunale. Da parte nostra ci sarà la disponibilità a dialogare, a trovare una soluzione che possa dare continuità a questi progetti che comunque sono nati grazie anche agli investimenti che Fondazione negli anni ha fatto. Intanto Mario Conte incassa l'appoggio anche del Movimento Indipendenza Veneta con la candidatura di Silvia Nizzetto, mentre Forza Italia, per voce di Andrea De Checchi, il vice sindaco designato, se il centrodestra uscirà vincitore dalle urne, ribadisce il pieno appoggio al candidato del Carroccio. Per noi non è mai stata in discussione, non lo è stata per noi qui a Treviso, non lo è stata per il nostro coordinatore provinciale Fabio Chies, non lo è stata per il nostro parlamentare Raffaele Baratto. Noi abbiamo stipulato stretto un accordo con i nostri alleati della Lega sulle persone e sui contenuti. Intanto gli altri candidati, Maristella Caldato di Treviso Unicatu e Domenico Lo Sappio del Movimento 5 Stelle, continuano gli incontri con i cittadini nei quartieri. 300 firme mancano all'appello al Movimento 5 Stelle per poter depositare la lista per le elezioni comunali del 10 giugno. Saranno settimane decisive le prossime per raccogliere le sottoscrizioni necessarie. Invitiamo i cittadini a recarsi presso il centro Appiani, dove è possibile firmare per consentire alla lista del Movimento semplicemente di poter partecipare alle prossime elezioni comunali. Abbiamo anche pensato alla possibilità di accompagnare direttamente persone che hanno difficoltà a raggiungere il centro Appiani. Ci sono nostri attivisti che sono resi disponibili. Il candidato sindaco pentastellato Lo Sappio lancia un appello, visto che il movimento ha la necessità di trovare anche un autenticatore. Intanto continua il tour nei quartieri, oggi gazebo tra San Lazzaro e San Zeno. Sicurezza, manutenzione delle strade, assenza di alcuni servizi, le problematiche principali sottoposte dai residenti insieme alla questione aeroporto. Sappiamo bene, e molti cittadini lo sanno, che le nuove rotte che sono state concordate diventeranno un problema molto grosso che impatterà decisamente anche su questo quartiere. Da un quartiere a un altro, a Santa Bona, oggi gazebo di Treviso Unica con la candidata sindaco Maristella Caldato. Una location scelta non a caso, visto che qui, spiega, sono numerosi gli alloggi popolari vuoti e sfitti. Un tema che sta particolarmente a cuore alla Caldato, che sottolinea quanto sia importante una ristrutturazione di questi edifici. Poi, per quanto riguarda l'emergenza abitativa, dice: serve una radicale modifica del regolamento come noi lo proponiamo nel nostro programma elettorale. Gli sfratti vanno monitorati fin da subito. Infine, da Maristella Caldato una proposta. Di destinare il 10% del cospicuo avanzo di amministrazione, 700.000 euro, chiedevo sui 7 milioni, quindi 700.000 euro da destinare agli alloggi. Ci fermiamo ora per la pubblicità, linea alla regia tra pochissimo. E rieccoci in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali di scena. Per il secondo anno consecutivo ad Oderzo lo stesso atto vandalico a sfondo razzista, decapitata la testa di un atleta di colore in alcuni cartelloni pubblicitari della corsa internazionale Città di Oderzo. Vediamo. È disgustoso. Sconcerto e rabbia, i passanti non hanno dubbi, visto che la testa decapitata è solo quella dell'atleta di colore. La scelta di inveire solo su un corridore non può non costringere a considerare l'eventualità che si tratti di una manifestazione di intolleranza, in altre parole razzismo. La mano ignota, responsabile di questo scempio, ha colpito nello stesso modo anche l'anno scorso. Allora non è una bravata, è proprio qualcuno che è fuori di testa, mi spiace dirlo. Si sta esagerando? Un po' troppo, sì. Secondo me sì. Stiamo arrivando troppo a delle situazioni che non vanno bene.
Non è una bravata. Secondo me no, qualche cretino forse. Quindi sarebbe da farne eco, parlarne e di piantarla con queste provocazioni. Il manifesto pubblicitario della Corsa Internazionale del 1° maggio che si terrà a Oderzo si trova nei pressi di Via Altinate, una delle vie d'accesso alla città. Un'altra sagoma tagliata invece si trova nei pressi dell'ospedale civile. In questo territorio vi sono delle difficoltà grandissime, il razzismo è vivo, il razzismo è pulsante, speriamo certamente nel futuro, però... Un gesto che indigna la maggior parte dei passanti e anche l'amministrazione che lo condanna e ne prende le distanze. Sono atti che non possono essere accettati. Il responsabile potrebbe essere stato ripreso dalle telecamere presenti in città. Compito degli investigatori ora sarà di visionare i filmati. La Polizia Municipale farà le verifiche per controllare. Se questo dovesse accadere e si verificasse che vengono identificati, prenderemo i nostri provvedimenti. A Conegliano al via la task force per il monitoraggio ambientale incaricata di verificare il rispetto del regolamento di polizia rurale sull'uso degli erbicidi. Una task force che inizierà la propria attività mercoledì 2 maggio e sarà operativa in questa prima fase sperimentale nel comune di Conegliano. Costituita da personale del comando di polizia locale e dagli ispettori dell'ULS 2, interverrà sia in autonomia nell'ambito dei controlli che vengono effettuati sul territorio, sia su segnalazione dei cittadini che in presenza di presunte violazioni al regolamento potranno contattare il comando di polizia locale per segnalare presunte infrazioni. Ed ora, come ogni sabato, l'appuntamento con i vostri oggetti della Grande Guerra. Questa sera vi raccontiamo la storia di Marcello che dopo quasi un secolo continua a rinvenire ordigni bellici sotto casa e che ricorda quando da bambino giocava con le bombe. Sentiamo. Ho fatto un scavo qua che ho messo su una pesa e ho trovato per primo sto qua, che sembra uno per andare su i spareri, ma non è. È lì per nettare e unghie ai cavalli prima di inferrarli. Le terre del Piave non smettono mai di restituire pezzi della Grande Guerra. E questo dà l'esatta dimensione, a chi non l'ha vissuta personalmente, di che cosa sia stata la devastazione subita da questi territori. Così, come in altre 1000 parti di questa piana tra destra e sinistra Piave, basta scavare un po' più a fondo per ritrovare strumenti di morte ma anche oggetti di uso comune. E qui, a Venturali, tra Villorba e Spresiano, la storia raccontata parla di uomini ma anche di soldati a 4 zampe. Questa è una tanaglia che tagliava le unghie ai cavalli, sempre prima di inferrarli, i cavalli chiodi, storda i chiodi. E questa è la zampa. Il ferro che era picca ancora la zampa del cavallo. Fa specie vedere come questa terra abbia custodito per oltre un secolo anche solo una parte dell'animale probabilmente dilaniato da un bombardamento austriaco verso il vicino campo di aviazione italiana. Siamo tra il novembre 1917 e la primavera del 18, quando qui, come nel resto del fronte tra Fiume Piave e Montegrappa, tutto fu messo a ferro e fuoco. E questo è il mito qua, trova sempre sotto, e ho recuperato perché è bello recuperare questa roba qua. Una spoita in mezzo al campo e dove che bombe perché qua è stato bombardato tanto, abbiamo trovato tante bombe sul terreno in passato. Adesso si trova sta roba qua solo, ma una volta si trovava proprio la bomba spaccata ma ripiena di polvere. E lui, il nonno Marcello, ci giocava in mezzo a questa devastazione con l'incoscienza della fanciullezza, che in fondo è stata anche la scintilla della ricostruzione. E oggi, a un secolo di distanza, quel bambino tra le bombe riflette ancora su quei giochi di morte. Tenendo in mano questi attrezzi, cosa pensa della Grande Guerra? Penso che le bombe che tira via qua, non so quanti morti abbia fatto. E è sempre un mai pensare, ma d'altronde la guerra è stata fatta così. Se anche voi quindi avete degli oggetti della Grande Guerra da segnalarci, lo potete fare. Ecco, i contatti li vedete nella tabella in sovraimpressione per gli sms o i messaggi WhatsApp. Il numero è il 340 3218 728. Se volete invece scrivere una mail, l'indirizzo è treviso@antenna3.it.
Ed ora la musica, perché è iniziata oggi pomeriggio a Treviso nelle piazze del centro storico Treviso Food and Jazz. Il 30 aprile è stata proclamata dall'UNESCO la giornata internazionale del jazz. Nei 2 giorni che precedono questa data, data che verrà celebrata con il concerto appunto il 30 aprile al Teatro Comunale di Bridgewater. Intanto 8 gruppi di musicisti jazz del territorio suonano nelle piazze del centro di Treviso, e a questo è proprio dedicata la nostra copertina di chiusura. Vi lascio quindi alle immagini e poi al meteo. Grazie per essere stati con noi, arrivederci. The way you hold your knife, the way we dance your dream. Isso aqui, ó, é pouquinho de Brasil, yeah, yeah. Esse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Tempo in peggioramento sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio del 29 aprile. Sul Veneto sarà una domenica instabile con molte nubi sulla nostra regione e anche con qualche rovescio temporale a carattere sparso possibile soprattutto sui settori occidentali. Diamo uno sguardo alle temperature. Le minime saranno comprese tra 11 e 16 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 22 e 26 gradi circa. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Ampio soleggiamento al mattino, ma col passare delle ore più nubi sull'Udinese, dove potrebbero verificarsi occasionali temporali anche di moderata intensità e in estensione al resto della regione entro sera. Temperature minime tra 14 e 15 gradi, valori massimi gradevoli tra 24 e 27 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Instabilità diffusa, sin dal mattino molte nubi con precipitazioni temporalesche possibili un po' ovunque sulla nostra regione, fenomeni localmente anche di moderata intensità. Temperature minime comprese tra 13 e 14 gradi, valori massimi compresi invece tra 23 e 24 gradi. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.